Uno dei più classici dei testacoda a fare punti per motivi diversi è l'obiettivo di oggi, amici di Sportissili. Ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Franco Lomanaco di Palermo ETF Monreale. Siamo nella 12ª giornata del girone B palermitano del campionato Under 19 siciliano. Tra i migliori realizzatori della squadra ospite, verticalizzazione in area di rigore con il pallone calciato fuori da parte di Costantino. Altro tiro con la conclusione, parata da Di Stefano e Costantino sotto porta, non può sbagliare, in vantaggio il Monreale subito al quarto minuto con Costantino. Avanza a Sedita, area di rigore, indirizza sul secondo palo. Bel pallone questo qui, il gol di Sedita. Sono arrivate due chance importanti, potenziali, buttate fuori. Altra conclusione larga provata da Gatto. Il rilancio di Daniello Sedita mette in movimento i propri compagni. Allora Stefano ha parlato in mezzo a cercare la testa di Costantino, che il tuffo fa doppietta, fa 3-0 per il Monreale con il gol numero 12. Apertura con Uzzo in profondità, la gestione, il tiro fuori di Stefano Parlato. Pallone in mezzo, adesso ricevuto per la conclusione fuori da parte di Castellana. La battuta affidata a Fallari, calcia basso, la parata di Di Stefano. Scambia il pallone il Monreale, vince anche un rimpallo, ma c'è ancora strada da fare, non è un problema per De Cofano sul primo palo. Ancora Di Stefano. Stefano ha parlato alla battuta della punizione, coordinazione, pallone dentro per il tiro sporcato di Costantino. Cross in mezzo, colpo di testa di Costantino, davanti la porta, fallisce. Ci sia Sedita che Costantino, ancora De Cofano, serve Sedita, abbastanza solo, controlla il rimbalzo, la vuole giù, calcia traversa, doppio rimpallo sul portiere. Sgasata, pallone messo dentro, c'è il tiro di Uzzo che lo piazza a battere Di Stefano. 4-0 per il Monreale, il gol da parte di Vittorio Uzzo. Battuta morbida verso il centro, colpo di testa di Castellana e pallone in rete, il gol dell'ATF con Castellana. Corto, battuto dal Monreale, Stefano Parlato. Cross in mezzo, secondo palo, colpo di testa alto da V. Sedita, spallate con la mattina, ma eccolo qui, il triplice fischio ufficiale, il 4-1 del Monreale sulla TF, un risultato che permette alla squadra di Di Gaetano di salire al primo posto in classifica